Presidente, allora inizia la stagione finalmente dopo un finale thrilling, però alla fine, come si dice in questi casi, Eopalla premia chi ha coraggio, no? Che stagione sportiva sarà questa 2016-17 per la Manzanese? Ma io penso che con i 4 ritocchi nei punti giusti che abbiamo fatto con giocatori esperti, penso che la squadra ci divertiremo quest'anno. Ecco, sarà una Manzanese sempre in versione green, nel senso giovane, verde, con giovani, non allo sbaraglio, ma giovani che vogliono giocare, questo dico. Sì, giovani sempre dei nostri, naturalmente, che hanno molta voglia di giocare, si stanno già mettendo in luce, ho visto anche nei primi allenamenti di preparazione, quindi sono molto fiducioso. Ecco. Penso di non soffrire come l'anno scorso. Ecco, possiamo dire che si riparte da zero in un certo senso? Beh, si riparte sì un po' da zero. Ho fiducia nel nuovo mister perché ha una mentalità giovane, nuovi sistemi di allenamento, senza nulla togliere al precedente che aveva di esperienza, ne aveva da vendere. Ecco. Devo ringraziare anche il mio amico Vogris Fabrizio in arte Maier, che ci ha aiutato a fare anche la squadra giusta. Ecco. Insomma, sarà una Manzanese grinta e tutto campo. Sì, senz'altro, penso ci divertiremo senz'altro. Mister, inizia finalmente la stagione nuova, sì. Abbiamo sentito il Presidente, una Manzanese evergreen, no? Tutto campo. Sì, una Manzanese molto giovane. Abbiamo 4 pezzi di esperienza che sono la spina dorsale del campo e il resto è attorniata da questi ragazzi tutti virgulti del settore giovanile della Manzanese, quindi questo fa ben sperare. C'è una squadra formata dal 70% di ragazzi della società, questo per me è un grandissimo risultato, dove tra l'altro io arrivo da 14 anni nel settore giovanile della Manzanese, quindi per me è proprio un orgoglio vedere ragazzi miei che ho allenato dai 92 in su, vederli in prima squadra e ritrovarmi di nuovo, quindi per me è veramente stimolante, come per loro. Ecco, una volta si diceva crescita del vivaio, adesso usando un termine commerciale chilometro zero, no? Far crescere i ragazzi in casa e poi portarli fino al top. Sì, ma io penso che questo, a parte che per me per logica dovrebbe essere, io vedo il calcio in questa maniera, per me tutte le squadre di promozione eccellenza dovrebbero vivere di loro vivai, ecco, io la penso in questo modo, poi qualcuno no, ma a me non è che mi interessi, io penso, è una mia idea e secondo me tutte le squadre dove c'è l'elite regionale come promozione eccellenza dovrebbero vivere specialmente dei loro vivai, perché specialmente in questi momenti di crisi sia sociale che tutto è molto importante avere i ragazzi in casa, riscoprire i ragazzi, perché non è vero che non ci sono i ragazzi, l'importante è lavorare con un certo modo con i ragazzi e i ragazzi rispondono. Poi un ragazzo che si affeziona per la maglia che porta darà sicuramente di più di ragazzi che andarle a prendere fuori. Ecco, tra poco ci sarà la Coppa Italia che serve anche per oliare un po' il motore. Certo. Noi dobbiamo fare pian piano il nostro percorso, cominceremo con la Coppa Italia sicuramente, sarà sicuramente un bel test, faremo delle amichevoli prima in modo di arrivare al campionato in maniera serena e decisa. Insomma. Si è fatto la lavagna anche lei e comincerà ogni volta a cancellare oppure libertà ai ragazzi senza tante pressioni? Ma i ragazzi, io parto da un principio, che prima di tutto ci vogliono dei valori, ecco, e che su questo con i ragazzi io ho già parlato. Ecco. I valori sono importanti, quindi se i ragazzi hanno dei valori sanno da soli il range da dove possono uscire e rientrare, quindi io ho massima fiducia dei ragazzi come loro devono avere in me, ci saranno momenti dove loro avranno bisogno di me, ci saranno momenti dove io avrò bisogno di loro perché siamo delle persone, quindi dobbiamo aiutarci tra noi. Non bisogna stare né con la frusta né con la carota, arrivati a 20 anni mi sembra, 17-20 anni, 25 anni, penso che è ora di maturare, quindi andiamo avanti. Senti, adesso non resta che lanciare un messaggio al pubblico, ai tifosi di partecipare numerosi in casa, ma anche magari qualche trasferta. Io sto notando che c'è una riscoperta del dilettantismo e questo mi fa piacere, il paese vicino alla squadra, il proprio paese secondo me è piacevole perché non dobbiamo solamente scoppiazzare o vedere quello che ci sono nei professionisti, che mi pare che ultimamente c'è ben poco da vedere, mentre sto rivedendo e riscoprendo che la gente sta ritornando verso i dilettanti perché c'è il ragazzo del paese, riavvicina le famiglie, le amicizie, quindi secondo me è molto importante che il paese
paese si avvicina alla squadra, perché alla fine noi portiamo il marchio di una cittadina, di un paese, e lo rappresentiamo nei migliori dei modi, che poi si perda o si vinca, è lo sport, però noi daremo sicuramente il massimo per quello scudetto che portiamo. Quindi io chiedo alla popolazione di Manzano e ai sostenitori di Manzano e fuori di partecipare sicuramente numerosi, ma non solo a Manzanese, andate pure a Tor Viscosa, a Chiarlins, dove volete, ma ritornate sui campi dei dilettanti, che c'è ancora tanta gente genuina.